Leonardo Bagnoli, presidente di San Montana Holding, 40 anni di Forno d'Asolo e di un connubio con la vostra famiglia all'insegna degli stessi valori. Quali? I valori comuni sono tanti. Il primo di tutti è la qualità, sicuramente, e l'amore per l'azienda, l'amore per gli stabilimenti. Io direi che la cosa che ci ha sempre contraddistinto come famiglia imprenditoriale è quella di cercare di prendere marchi dell'italianità che sono nel mondo del cibo, in particolare del dolce, e cercare di renderli evolutivi, no? Cercare di far proseguire quel percorso che i loro fondatori gli hanno fatto iniziare, ecco, in quel momento che loro li hanno ceduti, poterli riprendere e fargli fare un percorso virtuoso da qui all'eternità, possiamo dire. Come diciamo, l'obiettivo primario di San Montana è quello di tramandare l'azienda di generazione in generazione, e con questi marchi di valore poter fare questo percorso familiare nel lungo periodo.